Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole e grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Bodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti, abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Angela e Franco sono sposati da 63 anni e dicono che hanno festeggiato le nozze di diamante e vorrebbero festeggiare quelle di ferro. Ora c'è una strana usanza in base alla quale vengono chiamati alcuni anniversari di nozze con un nome particolare, sempre riferito a metalli per indicare la purezza e la solidità del matrimonio o addirittura pietre preziose. 5 anni sono le nozze di legno, 10 quelle di stagno, 25 di argento, 40 di rubino, 50 d'oro, 60 di diamante, 70 di ferro e 80 di quercia, facendo proprio riferimento a questa pianta che ha la caratteristica di essere molto duratura nel tempo e con un legno molto duro. Siamo sposati da 63 anni e abbiamo festeggiato le nozze di diamante e vorremmo anche festeggiare quelle di ferro. Come ci siamo visti è stato per tutti e due amore a prima vista. In tutti questi anni abbiamo litigato una sola volta, ma dopo è stato amore ancora più di prima. Abbiamo fatto il possibile per educare al meglio i figli e uno dei nostri figli ci viene a trovare tutte le sere. Nel ricordo di Gino c'è una bellissima immagine, quasi poetica, forse anche non più usuale oggi come oggi. Infatti racconta del parroco Don Peppino che passeggiava leggendo il suo breviario. Ora, il parroco che passeggia tranquillamente leggendo il breviario è un'abitudine tipica dei sacerdoti di una volta, specie nei paesi di campagna, dove i viottoli sono numerosi e quindi si adattano a questa abitudine per poter meditare in tranquillità il Vangelo. È immediato il parallelo con l'inizio dei Promessi Sposi Manzoniani e la passeggiata, però non così tranquilla, di Don Abbondio quando incontra i famosi bravi che gli vogliono imporre di non celebrare il matrimonio di Renzo con Lucia. Ho insegnato all'Oblago 5 classi in una sola aula, 25 alunni, tra maschi e femmine. Tutti gli alunni erano buoni e bravi e mi volevano bene e anche i genitori mi rispettavano. Portavo gli alunni a raccogliere i funghi e poi li mangiavamo. Io mangiavo al circolo, dove mi trattavano molto bene. Ricordo il parroco di Lomnago, Don Peppino, che passeggiava leggendo il suo breviario. Ho sempre amato i bambini, cercando la possibilità e le buone abitudini. Non ricordo di avere mai bocciato qualcuno.
Spesso i ricordi sono suscitati da cose minute di minore importanza. Per esempio, Dino, quando parla di un suo viaggio in Sicilia, non la cita per le bellezze naturalistiche, artistiche, storiche che sono famose in tutto il mondo, ma la ricorda per la frutta e i dolci che non trova invece nel suo paese. Dino ha conosciuto molti personaggi famosi. Uno di questi è Maria Callas, che fu un soprano greco famosissimo in tutto il mondo. Aveva una voce molto particolare, indimenticabile, si dedicò al repertorio operistico italiano. Famosa fu la sua relazione con il ricchissimo armatore greco Onassis. Mi sono sempre piaciute le donne. Il mio carattere è allegro. Ho viaggiato molto anche all'estero. In Sicilia ho conosciuto frutta e dolci che da noi non ci sono. Ho lavorato alla Camera di Commercio americana e poi alla Palmolive come ispettore. Ho conosciuto l'ambasciatrice americana Luce, donna molto intelligente. Ho conosciuto anche la Callas, donna molto in gamba, dotata di molto fascino, e ho pranzato con lei. Ho poi fatto l'agente immobiliare, ma un giorno, tornando da Malta, ho avuto un incidente automobilistico molto grave. Piano piano ora sto guarendo.